Siamo in una zona bellissima, San Benedetto Po, quindi un po' la patria, è la nascita dell'Ambrusco Mantovano, grazie insomma, al lavoro dei frati benedettini, quindi si parla più di 1000 anni di storia. E in questi 2 giorni vogliamo riproporre l'Ambrusco, riportarlo in una cornice decorosa, quindi il chiostro di San Simeone, questo chiostro stupendo, gli affreschi meritano solo a livello visivo una giornata all'interno di questo chiostro. Noi vogliamo proporre il Lambrusco 360 gradi, quindi nelle sue varietà, nelle sue tipologie, raccontare un po' di questo vino e invogliare la gente a riscoprire questo grande vino della tradizione. Si parte dai benedettini per arrivare ai giorni nostri. C'è stata una mutazione enorme, è cambiato enormemente perché una volta si beveva e il vino era un alimento. Oggigiorno il vino è un prodotto voluttuario, quindi le cose solo sotto questo aspetto hanno avuto dei cambiamenti enormi. Di conseguenza c'è stata una trasformazione dovuta a una tecnologia che si è incentrata e rinnovata, per cui sicuramente oggi abbiamo dei vini che sono leggermente diversi. Sicuramente è il vino ideale per accompagnare i piatti di questa zona, però abbiamo scoperto che questo vino ha una adattabilità bellissima ai piatti della Nouvelle Cuisine e poi anche a piatti di culture molto diverse dalla nostra. Bene, il Lambrusco ha sempre figurato bene e si è adattato ai cibi locali. Non c'è luogo che abbia più paternità di San Benedetto per questo tipo di tema, secondo me. La cantina benedettina originaria era già nei libri nel Cinquecento e si scriveva che ospitava più di 100 carri di vino. Per capirci cosa è significato la cultura, la vitinicoltura per il nostro territorio, segno anche di quello che è stata la storia nostra. Noi portiamo un patrimonio genetico importante come benedettini, come San Benedettini, come abbiamo il Ruberti, i vigneti autoctoni importanti, ecco, noi ci sentiamo parte di questa storia.